Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di seguirci e grazie al nostro ospite di essere qui presente in studio. E allora Massimo Ghiraldo, presidente dei concessionari auto di Confcommercio Ascom Padova. Rieccoci qui periodicamente a fare il punto della situazione. Allora, un mercato un po' particolare perché se il segno negativo a livello Europa lo sappiamo benissimo, poi l'elettrico poi non tira, non va, in generale c'è un potere d'acquisto molto contratto, quindi non consente neanche di fare investimenti tanto nelle auto, l'Italia non va bene, il Veneto così e così, Padova però, ed è questa la ragione della sua presenza, timidamente ha dato un segnale minimamente però insomma positivo per gennaio e questo cosa vuol dire, Presidente? Allora, questo, cioè, per trarre diciamo, delle considerazioni bisognerebbe vedere i mesi successivi, perché purtroppo l'andamento del nostro mercato è molto altalenante. E un dato, gli ultimi 3 giorni vengono immatricolate il 33%, questo a livello nazionale, il 33,70% di vetture. Gli ultimi 3 giorni? Gli ultimi 3 giorni. Come mai questo? Decisioni all'improvviso oppure sconti, qualcosa? No, allora, diciamo che le case automobilistiche creano delle promozioni che finiscono nel mese, per cui andiamo a concludere certe trattative alla fine mese, però questo non è solamente questa diciamo, logica che fa immatricolare il 33% delle vetture. Ecco, c'è anche diciamo, ci sono i chilometri zero, cioè il mercato viene un po' forzato, c'è una forzatura del mercato per cui si creano quelle vetture chilometri zero che servono per raggiungere determinati obiettivi o per determinate logiche delle case, dei brand. Certo, gli obiettivi, ma è vero che voi concessionari, o lei, mi spiegherà meglio lei, sono le case automobilistiche, hanno degli obiettivi di vendita ben precisi da raggiungere relativamente all'elettrico, l'ibrido e invece il tradizionale, insomma? Allora, nel 2025 gli obiettivi sono molteplici. Nel senso che quindi cambia proprio col 2025? Col 2025, perché col 2025, se non ci sono variazioni, c'è la normativa della Comunità Europea che obbliga le case a non superare una certa soglia di CO2. Per cui, per non superare questa soglia, una percentuale di vetture deve essere per forza elettriche, perché se questa soglia non venisse diciamo, rispettata dalle case automobilistiche, a fine anno potremmo avere dei blocchi delle fabbriche. Dopo ci sono delle sanzioni, mi credo anche. O no? delle sanzioni, ma tutte le case hanno detto che non vorrebbero pagare le sanzioni perché sono sanzioni che sono molto pesanti. Per cui le case non riescono a reggere diciamo, la sanzione dal punto di vista economico. Allora, abbiamo intanto questa barriera qui, poi abbiamo diciamo, degli obiettivi perché naturalmente le case automobilistiche hanno le fabbriche devono produrre un determinato numero di prodotti, per cui dopo questi prodotti devono essere commercializzati, per cui in base diciamo, a questa produzione vengono anche definite delle soglie per i vari concessionari. Dopo c'è anche il mercato. Quindi anche voi concessionari avete delle soglie da rispettare, quindi non solo le case produttrici? Allora, naturalmente è una cosa tutta a cascata, perché noi siamo l'ultimo anello di una catena e siamo l'anello che ha contatto anche con l'acquirente. Però diciamo, siamo un po' la via di mezzo tra la casa e l'acquirente, per cui dobbiamo mutuare. Sì, mutuare un po'. Dobbiamo assorbire i prodotti delle case e venderli all'utente finale, che può essere un utente finale privato, noleggio, oppure esatto. anche una ditta, un privato. Per cui, diciamo,
tutti questi fattori creano degli obiettivi che dobbiamo cercare di rispettarli per avere le marginalità nelle nostre aziende. Secondo lei sono obiettivi raggiungibili? Perché tanti hanno detto sono impossibili, cioè anche in Germania, insomma, sostanzialmente, perché bisogna sempre fare i conti con l'oste in questo caso è il compratore, l'acquirente, che deve vivere in una situazione tale per cui deve essere allettato e avere un vantaggio a comprare quel veicolo anziché un altro, e soprattutto anche una macchina, perché poi a questo punto sembra che tra i desiderata della popolazione l'autoveicolo non sia più ai primi posti come un tempo, no? Dei giovani proprio è sparito. Allora, purtroppo questa normativa europea, che sembrava di ampio respiro, cioè davano 13 anni di tempo per arrivare alla completa vendita di solo il motore elettrico, per cui il bando del motore endotermico, si è rivelato che questi 13 anni non sono stati, non era un tempo reale, perché la Commissione europea ha creato degli obiettivi in questi 13 anni. Il primo obiettivo è quello del 2025 e questo obiettivo qui è un obiettivo abbastanza pesante e le case hanno visto che con la richiesta dell'elettrico da parte dell'utente non riescono a raggiungere questo obiettivo. Per cui adesso ne stanno discutendo nella Comunità Europea e vediamo che cosa decidono, se diminuire le multe oppure vedere di spalmare nell'arco di questi 10 anni che rimangono diciamo la quota di CO2 che era prevista invece come soglia per il 2025. Secondo lei realisticamente, appunto perché lei si occupa di vendita, quindi ha a che fare anche col pubblico, con i desiderata, pubblico che può essere sia privato che anche aziende che comprano, che rinnovano il parco macchine, e lì è già al limite un po' più semplice, al limite. Cosa dice il pubblico? Allora, il consumatore cosa dice? Purtroppo l'auto elettrica è un prodotto completamente diverso rispetto all'endotermico, è un altro tipo di prodotto. Le industrie automobilistiche a ridosso della pandemia hanno chiesto alla Comunità Europea: siete convinti che riusciamo a farcela per arrivare a vendere solamente vetture elettriche? La Comunità Europea ha detto di sì. La Comunità Europea non rappresenta i consumatori, sappiamo che è lontano anni luce dal mondo dei cittadini. Lo so, però purtroppo le case si sono adeguate a queste nuove norme, hanno creato un nuovo prodotto che è costato, per cui questo ha fatto lievitare un po' i prezzi, ma non solo dell'elettrico, perché se avessero ribaltato tutti i costi sull'elettrico sarebbe stato un prodotto completamente invendibile, per cui li hanno ribaltati un po' su tutta la produzione. Ecco. E ribaltandoli su tutta la produzione purtroppo il costo dell'auto è lievitato e questo crea degli impedimenti per quanto riguarda l'accessibilità dell'utente finale all'acquisto di vetture. Per cui si sono formati altri tipi di acquisto. C'è il noleggio a breve, noleggio a lungo termine, noleggio con riscatto. Ci sono tante forme alternative di avere il possesso dell'auto o del periodo di utilizzo dell'auto. Per cui è cambiato anche un po' tutto il nostro lavoro, creando altre forme di, tra virgolette, vendita dell'autovettura sia elettrica che a combustione. Ecco, ma il fatto che anche le auto in generale siano aumentati notevolmente i prezzi, perché poi parlando anche normalmente, vedendo le valutazioni dei cittadini e le indagini che sono state fatte, il potere d'acquisto degli italiani nella fattispecie, adesso la Germania è in recessione totale, non parliamo di quello che succede in altri paesi europei, è sceso notevolmente, per cui quello che prima poteva essere una cosa che si poteva permettere adesso diventa veramente di difficile acquisto. E funziona molto il mercato dell'auto usata, assolutamente. Quello va e ci sono persone che si tengono l'auto anche 20 anni ma non si pongono neanche più il problema.
ha cambiato i desiderata, quello che intendo dire, nel profondo non è più diventata un qualcosa a cui ambire, si preferisce mirare all'abitazione, a una casa più confortevole, dopo il Covid, ad andare a viaggiare, a un benessere psicofisico, al weekend da qualche parte, e la macchina, l'importante è che mi porti, che faccia la funzione che deve fare, poi pazienza. È un gradino che incrina i mercati questo. Sì. Allora, purtroppo si è creato quello che gli analisti avevano previsto, l'effetto Cuba, cioè l'allungamento diciamo, della vita delle auto. E infatti se noi andiamo a guardare le statistiche, le auto Euro 6, che sono quelle più recenti, sono solamente il 40% di tutto il parco circolante. Quante sono? Il 40%? Il 40% di tutto il parco circolante. Questo è un dato del parco circolante Veneto, qui da noi. E oltretutto le ambizioni anche delle nuove generazioni sono un po' diverse rispetto a quelle delle generazioni mia o quelle successive. E perché non vede più nell'auto uno status symbol oppure un qualcosa che uno la sogna fin da bambino. Una volta noi sognavamo l'auto, dopo che avevamo i 10 anni cominciavamo a sognare l'auto e speravamo di raggiungere i 18 anni per avere la nostra Adesso vettura. La patente non la vogliono fare neanche. Beh, adesso questo non lo so, adesso, comunque sì. adesso ci sono altre forme di mobilità, però l'industria automobilistica è consapevole di questo, per cui non è che cioè tende a, diciamo, ad amalgamare un po' tutte le forme di mobilità. E infatti è per quello che è uscito il noleggio a breve termine, il noleggio a lungo termine, poi ci sono delle altre forme, ad esempio compri l'auto elettrica e io ti do la possibilità di avere 8 giorni di noleggio dell'auto endotermica o del furgoncino se ti serve per fare qualcosa, per caricare qualcosa occasionalmente, per cui l'industria automobilistica è consapevole di questo e sta variando diciamo, tutti i modelli di vendita del loro prodotto in altre forme, come ho detto prima, il noleggio, soprattutto nella forma del noleggio, che possono in modo soddisfare le esigenze. Visto che abbiamo toccato il discorso dell'elettrico, che è un po' quello centrale, il nodo, insomma, abbiamo visto che sono dati, la Tesla è giù del 50%, quindi sono numeri importanti, penso che per la vendita di Tesla, almeno per quel che riguarda l'Italia, non è cosa di poco conto, però d'altra parte sono auto estremamente costose e non danno garanzie di durata. Ormai un cittadino dice la macchina ce l'ho, non è più come una volta, me la tengo anche per un bel po' di anni. Dopo vedremo anche il grafico che c'hanno, lo schema delle auto più vendute e meno vendute, ma lo analizziamo dopo con calma. Quanto durano queste benedette auto? Se adesso appunto una persona dice me la tengo anche 15 anni, non importa, basta che vada avanti. Queste auto non danno questa garanzia? Ma allora, gli endotermici hanno la garanzia che, cioè gli endotermici di ora sono uguali degli endotermici di qualche anno fa, per cui la garanzia è rimasta costante, cioè sono vetture che durano per molti anni e poi sono anche riparabili, per cui uno si può tenere anche la macchina 15-20 anni come capita anche adesso. Per quanto riguarda invece le vetture elettriche, diciamo la durata viene rappresentata un po' dalla batteria. Che quello è il nodo cruciale. Però anche qui abbiamo delle batterie che non sono più quelle di qualche anno fa, sono delle batterie molto più performanti e anche come durata vanno molto in là nel tempo. La durata della batteria è un po' cioè è collegata all'utilizzo della vettura, perché più la si utilizza, più la si carica. Se la batteria non la si lascia andare a zero, la durata, i cicli di ricarica adesso sono maggiori, per cui la durata è maggiore. Però anche per le vetture elettriche le case danno delle garanzie sulla batteria che vanno dagli 8 ai 10 anni, per cui sono delle garanzie molto in là
rispetto ai 2 anni, 3 anni che di una vettura normale con la garanzia legale, vanno oltre la garanzia legale e arrivano anche a 8-10 anni. Per cui si presume che la durata media sia all'incirca, diciamo, in quel periodo lì. Poi cambiare la batteria però una spesa. No, ma le case adesso si stanno organizzando, cioè l'elettrico è arrivato da poco, anche se, guardando, la vettura elettrica, che veniva chiamata elettromobile, è nata a metà dell'800, e per cui è nata prima dell'endotermico. Certo. Cioè non è una novità di adesso, è un mezzo che era stato creato prima dell'endotermico, certo, solo che adesso è stato sviluppato con nuovi tipi di batterie. Certo, io lo interrompo solo un secondo perché abbiamo invece la pubblicità che incombe, quindi aspettate, restate con noi tra pochi secondi.